Prefetto, le posso fare una domanda sul vertice di ieri relativamente alle ricerche della mamma di Favara? Sì, io ieri a distanza di 15 giorni dall'evento, dal triste evento, ho voluto fare un po' il punto di situazione nell'ambito del centro di coordinamento soccorsi che, come tutti sanno, viene coordinato dal prefetto nel territorio, quindi con tutte le componenti del sistema di protezione civile che dal 1° ottobre sono impegnate nelle attività di ricerca della persona dispersa. Ho voluto un po' scandagliare su ciò che è stato fatto e ciò che c'è ancora da fare. Abbiamo rilevato che alcune attività tecniche ancora si devono completare e quindi in estrema sintesi, a conclusione di un'articolata riunione che anche ha avuto una sua durata di un paio d'ore, ecco, siamo arrivati a questa conclusione di fare un completamento del quadro delle operazioni tecniche che, come ho detto, sono già state intraprese da 15 giorni e quindi cerchiamo di approfondire alcune aree e alcuni, ripeto, aspetti tecnico-operativi. Questo anche perché abbiamo la possibilità e si sta vagliando tramite il Comando Provinciale Carabinieri sempre di far intervenire il nucleo specialistico cinofili che proviene dalla Toscana, che sicuramente è quella componente essenziale che nel caso di specie può dare utili risultati. È vero che sono trascorsi 15 giorni, le condizioni meteo non stanno agevolando, però ecco, continuiamo nel completamento, come ho detto, di queste ulteriori attività tecniche.